In questo momento lui pensa bene di speronare anche Andrea. Io giustamente... Vabbè, non si vede niente. Giustamente, scusate la mia rabbia, ma ragazzi dopo un po' ti viene di Per dire, le zavorrine che stanno guardando, te spongo. E per rimanere sempre in argomento Lago Patria, adesso andremo a prendere un'altra reaction che è successa sempre. Qua pure così dopo Valentino si placa un attimo, Ecco, perché poi mo fumo una sigaretta si e mi cazza rilasso, ancora di guarda. più. Allora e poi ragazzi, dopo... qui mi brucia ancora di più il cervello. Questo è un personaggio che sicuramente farà parte anche lui delle case che stanno lì, perché gli ha dato fastidio il fatto che noi stavamo girando sul Lago Patria qualche sabato fa e ha pensato bene di provare a speronare prima due ragazzi e poi Andrea, un nostro amico che giustamente è andato a parlargli da vicino, ha detto: oh, ma ti sei reso conto? Bello, sveglia un attimo. Che mi stavi alzando in aria. Stavi alzando in aria due ragazzi? Questo ha pensato bene di provare a speronare anche Andrea. E quindi ragazzi, in quel momento ti parte la furia omicida e dici: no, a questo punto la giustizia non serve, me la voglio fare con le mani mie. No, aspetta, sembra un po' strano detto così. No, è così. Come vedete, questo qui inizia a bussarci nel senso opposto, inizia ad urlare, a blaterare così senza senso. I ragazzi ancora dovevano arrivare. Se vedete adesso, in basso a sinistra, per voi è sinistra, lo sto. credo. Se vedete, c'è la macchina dietro due moto, il ragazzo con la moto e uno con la 09 che questo signore ha provato proprio a speronarlo. Fortunatamente lui ha accelerato e nell'accelerazione è riuscito a non farsi colpire. Qui non stavo capendo io, ancora non avevo capito nulla, cioè tutto ciò mi è stato raccontato dopo e infatti mi giravo per capire cosa sta succedendo, ragazzi. Che cosa è successo? Hai capito cosa è successo? Come giustamente ho detto anche qui, hai capito cosa è successo, cosa sta succedendo? E qui Andrea, che era andato vicino, è la testa diciamo un po' più calda del gruppo, e vabbè, giustamente gli ha fatto rabbia quello che è successo e voleva capire, voleva chiarire e dirgli: guarda, ma ti sei reso conto che stavi investendo due persone? In questo momento lui pensa bene di speronare anche Andrea. Io giustamente... Sto facendo il video, sto filmando tutto. Coglione. Ci sta, perché qualsiasi cosa avrebbe fatto io avevo le telecamere di prova e per capire. Però in questo momento ti viene la rabbia e dici: no, mo ti devi fermare, perché mo a spizio mio ti fermi e mi fai capire cosa volevi fare. Perché Volevi anche, alzarmi in aria. scusami, se il ragazzo all'inizio fosse stato E meno guardate come pronto, inizia a guidare questo. amo, se il ragazzo all'inizio fosse stato meno pronto lo poteva anche far cadere. No, ma infatti, ma guarda pure mo con Andrea, guarda, cioè quello sta passando a fianco agli scooter Beh, così. non l'ho mai Andrea lo visto voleva fermare così. Sì, Andrea lo voleva far fermare. E io pure lo volevo far fermare. E lui mi stringe la strada pure a me. Magari un ragazzino che va in panico sarebbe fermato. Sì. No, ma a parte che ragazzi, io il volto è oscurato, ma questa è una persona di 60-50 anni minimo, perché si vede tranquillamente anche se è oscurato. Vabbè, non si vede niente. Giustamente, scusate la mia rabbia, ma ragazzi dopo un po' ti viene di Per dire, le zavorrine che stanno guardando, te spongo. tanto a te acchiappo. Naturalmente non eravamo. Potevate fare all'americana. No, lo so, hai perfettamente ragione, però Ma poi passavano loro dalla parte del se gli torto. avessimo fatto saltare lo È specchietto vero. in aria, saremmo passati noi dalla parte del certo, torto. Invece, avendo ragione, io ti voglio far fermare. Perché io te lo voglio dire faccia e faccia che sei una luta. Ti voglio dire faccia e faccia che stai rischiando di ucciderci. A pro Perché di tu- che poi? A pro di Perché? che cosa? Cioè, cosa ti dà fastidio? Fammelo capire. Invece di fare il coglione di bussare dalla macchina e di sterzarci addosso e dire: fermati e fai l'uomo e affrontaci. No, Va, questo sì. siamo due ragazzi, due muccosi di merda che abbiamo 20 anni e 27, no? Fermati e dici: ok, allora vai giù, state facendo che, non siete buoni. Allora alziamo le mani e ti dici: ma basta, mi sbagliato. Ma che tu provi a speronarci, provi a fare questo urlando e sbraitando la macchina. Uno, non hai risolto nulla.
Due, si ti fermava, io ti facevo una faccipacca. È vero, se era Perché successo si ti qualcosa fermava. realmente. No, ma se si fosse fermato anche in questa situazione, perché lì non ci sta più da ragionarci. vero. Con una persona del genere che si comporta così e prova ancora a C'ha speronarti, a fare a dire, non ci sta da ragionarci, fra, ragionare, ci sta da scendere e con il casco ancora in testa, bello, perché io un giorno bello. questa soddisfazione nella vita la avrò, di dare una testata direttamente ancora col casco. Ah! E lì una volta che si sa a te, adesso se vuoi ragionare con me come una persona civile, si ragiona. Però posso dire una Mentre cosa, sanguina. me lo stai Sì. drammatizzando. Mentre sanguina, Me mentre lo stai sanguina. drammatizzando Sì, a io sono Ferrari. piccolo, queste cose non le posso sentire. Magari ha pure un figlio. Bravo. Ma come va a finire mo la cosa? Adesso vedrai. Di fondo noi volevamo che lui si fermasse per capire. Qua se stavo E io per ti dire- facevo fare proprio il trick, questa strada qua ti facevo quel poco di divieto lo prendevi. Ma in questo faccia. sta correndo come pazzo, questo ma si butta nella corsia quasi pure opposta. Per correre, va? Ma mo voleva scappare a lui, secondo me. No, non voleva scappare, ci stava tirando all'interno della sua zona, perché fortunatamente conosciamo un po' la zona, sappiamo che è una zona del cazzo e stava andando proprio in una zona dei lidi dove ci sono tutte persone in merda. Sicuramente conosceva qualcuno o qualcosa e anche noi ci siamo tirati un po' la palla, abbiamo detto ma Beh, Ne valeva a finire ne che poi vale la arriviamo pena? là, No, ma poi a pro di che cosa? Perché poi stava facendo gesti da dentro la macchina, Andrea qui si impressiona che aveva preso qualcosa da sotto al sediolino. Giustamente potevamo pensare a una pistola, a un qualcosa, non si sa certo. mai chi hai di fronte. È vero, assolutamente. Agate la cosa a mano. Ma che ansia. Il ragazzo che stava rischiando di essere speronato è lui. E anche lui giustamente ragionando dice ragazzi ma dove state andando? Cioè evitiamo la questione, la cosa si è risolta bonariamente, Bene. cioè, non è successo nulla. Cioè ha fatto la Carlotta della situazione. Bravissima. Evitiamo. Ma qui anche io glielo Qua dico ad stavi Andrea. dentro verso il Io qui stavo ancora fomentato dalla cosa. Però ragionandoci, cioè, stavamo andando in una zona che veramente non è una bella zona. Non sappiamo chi Visto, non me ne dai, che non ce l'ho potuto pigliare mai. poteva essere. Pure se ha fatto video, ma a prova chi è? Caso chi? Ma poi la prova di che avete fatto di No, male? è perché lui faceva il video mentre poi è successo tutto ciò. Ha iniziato a fare il video da dentro la È macchina. non si vede perché quella è gente è oscurato. ignorante. Tu c'hai hit, io sto facendo il video e chi lo voleva ce lo tengo pure io video. E infatti, cioè, quello è stata la cosa. Infatti, Andrea poi si è applicato ancora di più perché hai tipo privacy, quindi non può fare. Non lo puoi E io pubblicare, qui, ma lo infatti, puoi fare il questo io ho video. detto, guarda. Io questo io ho detto, infatti. Anche so chi, Andre? Anche so chi? No. La violazione della privacy fino a prova contro. A capo te, namo, chi ti ha ripigliato a capo? Ma che c'entra poi, raga? Boh, Ebbene, stavate noi pure stavamo presi. fomentando la cosa, stavamo ragionando sul Cioè, voi fatto. non avete fatto niente di male, di fondo. Come ci stiamo andando a casa allora? Scusatemi il napoletano, però ragazzi ero un po' preso dal momento e questo che ho detto in poche parole è comunque Andrea ci stiamo buttando in casa loro, è meglio evitare perché se questo conosce qualcuno o fa lo scemo che chiama qualcuno, siamo io e te e questa briga alla fine lui stava investendo altri ragazzi, ce la stiamo andando a prendere io e te. Cioè, che di fondo Cioè, il ragazzo di fondo se n'era interessato andato, aveva se n'è detto, scappato. Quando sono entrati dentro Varcaturo se ne sono andati, dentro Castelvolturno. Ci andiamo a prendere te questa briga pro di che cosa? Cioè sta bene a pigliare te, sta briga, fra, a prendere cosa. Ma lo dico, la vedi? traduzione. Ho fotografiato tu. E infatti ragazzi, in questo momento decidiamo di girare. Ci sono tanti altri video che non vi ho mostrato, sempre su questo genere qui. E non vi preoccupate che a settembre, quindi non vi do garanzie né per luglio né per agosto, riprenderanno le live con una programmazione certa come quella che state vedendo adesso anche su YouTube, perché ormai si sa che il martedì, il giovedì e il sabato escono i video sul mio canale. Cercherò di fare questo anche per le live in modo tale da avere il pacchetto completo, tutto al sicuro, per offrirvi la Il massimo La di compagnia massimo- di Valentino Pezzi. bravissima, il massimo della mia compagnia. Noi ci beccheremo alla prossima live. Non so se riusciremo a farla in settimana prossima, quella dopo ancora. Sicuramente per luglio e agosto saremo fermi. Forse in vacanza io e Carlotta faremo qualche live di qualche esperienza sicuramente.
Però per avere una programmazione anche sulle live dovrete aspettare settembre. Per il momento già vi posso garantire una programmazione succulenta su YouTube martedì, giovedì e sabato, sempre alle 13:30. Noi ragazzi ci becchiamo Sembrava una pubblicità alla di prossima quelle esperienza televisive. e alla prossima live. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao! Non ciao. Ma sei proprio il tipo brutto, proprio. Sì, Ciao. oggi sono bruttissimo. Ah! Questa è una cosa cattiva. Ah! Bah.